Buongiorno a tutti ragazzi e buona domenica a tutti quanti voi. Oggi faccio questo video per fare tipo un aggiornamento a livello mondiale. In effetti quello che non ci dicono mai, in effetti nessuno di noi sa di tante cose che avvengono sul pianeta, anche perché la TV o i giornali o qualsiasi altra forma di informazione non lo fa. Quindi ho deciso di farlo io questa volta a livello mondiale. Ciao Masiak. Quindi partiamo per la giornata di ieri alle 0, quindi dopo la mezzanotte 00:53 a Hihifo, Tonga, a 10 km di profondità. Poi dopo alle 4:48 del mattino di ieri ragazzi un terremoto di 4,5 in Groenlandia, 10 km profondità. Subito dopo alle 5:42 ragazzi una scossa di terremoto di 5,1, profondità 10 km. Ciao Danny. Poi continua ancora, diciamo, alle 7:15 in Argentina. Scossa di terremoto, ciao Elena, di magnitudo 5, però stavolta molto profondo, quindi 109 km. Quindi a San Martín, Argentina, quindi sicuramente sì, sì, dimmi, dimmi. Poi c'è stata una orta Turchia 4,7 4,7 a 10 km in Turchia. Va bene, Danny. Poi c'è stato uno di 4,6 a Los Andes, che è Cile, a 98 km, quindi diciamo profondissima. Poi nelle Filippine 4,5 alle 12:35, 23 km. 4,9 in Tapo in Cile, 5,2 nel Regno Unito a Sant'Elena, profondità 10 km. Poi negli Stati Uniti d'America ad Arbor 5,4, 73 km di profondità. Di nuovo El Tapo Cile 4,7, 10 km di profondità. Tutti quanti sembrano avere una profondità di 10 km ragazzi. Poi alle 18:21 di ieri sera 5,9 Indonesia all'Aiwi, 10 km di profondità. Sarà tutta una coincidenza, boh. 5,1 Nuova Zelanda, 18:42, 10 km di profondità. Poi alle 23:10 di ieri sera in Groenlandia 5 magnitudo, 10 km di profondità. E poco fa, diciamo alle 5 di stamattina a Toshi in Giappone di 4,7, 45 km di profondità. Quindi come potete vedere ragazzi, tutte informazioni che non sappiamo, in effetti nessuno ne ha parlato né ieri né credo stamattina di tutte queste scosse che avvengono nel mondo, in effetti. Quindi diciamo, come potete vedere, partono dal minimo, quella lì che sono partito dalla 4,5 in poi a salire 5, 5,7, 5,8. Non sono scosse diciamo piccoline, sono abbastanza scosse già che possono fare danni, anche se fortunatamente ho controllato, non ci sono stati danni in nessuna parte di queste zone, in effetti. Ciao Adriana, buona domenica pure a te. Quindi diciamo in effetti che, come sempre io dico, che non fanno mai un aggiornamento, una cosa in TV sui terremoti, su quello che avviene nel mondo. Diciamo che io non ho mai visto un telegiornale semmai fare un aggiornamento di quello che succede nel mondo, a parte se succede qualche disastro che devono fare, tipo 11 settembre, queste cose qua, allora lì i giornalisti sono i primi ad arrivare. Poi quando si parla di altre cose ragazzi non ci stanno santi, nessuno fa nulla, nessuno dice nulla, quindi in effetti è così ragazzi.
Danny, se mi vuoi dire qualche cosa in privato, tu lo puoi fare tramite l'email. In effetti, tu puoi usare la mia email. In effetti, no, grazie, ma figurati, no. Questo è un aggiornamento che già volevo fare a livello mondiale, in effetti. Quindi è questo che volevo fare. Però ho detto poi lo faccio. Quindi ho detto oggi lo faccio. Mi sono svegliato la prima mattina e ho visto quello là a livello mondiale, anche perché l'INCV a volte non porta ragazzi quelli là che vengono da fuori come terremoti. In effetti ho notato che l'INCV non tende tanto a occuparsi di quelli stranieri. In effetti a volte, ciao Amelia, l'MS porta tutti i terremoti, compresi quelli italiani, invece quello lì italiano in GV non riporta bene bene tutte, diciamo, non è aggiornato secondo me bene. Invece quello là americano è aggiornatissimo, ti dice tutte le scosse che ci sono nel mondo, in Italia, ovunque comunque. Mentre quello dell'NGV, difatti, io avevo una scossa e lì ci stava e sull'IGV no. Quindi dico perché qua non fanno l'aggiornamento. Sì, sì, va bene, Danny. Quindi diciamo ragazzi che in Italia stamattina, a parte lo sciame sismico che si sta avendo a Perugia, non ci sono terremoti, diciamo, segni di nota, anche perché lo faccio adesso in tempo reale. Vado a vedere ragazzi, eccolo qui. Allora, c'è stata una scossa alle 5 di stamattina alla costa siciliana nord e c'è stata una ieri sera alle 11 a Perugia, come al solito, 2 km est Costacciaro, Perugia. Poi se vado a vedere i ragazzi, diciamo, le, le scosse meno della magnitudo 2, come vedete PG, 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 cioè Perugia in effetti, quindi sono scosse ragazzi 1,3, 1,2, 1, tutte scosse che non vengono sentite, però come ho detto in precedenti video ragazzi, sono 7-8 giorni che se andate sull'IGV e vedete scosse inferiori alla magnitudo 2 vi rendete conto che ci sta proprio uno sciame, nel senso che ce ne sono proprio un sacco di scosse di terremoto. Anche se la popolazione non se ne accorge, però ce ne stanno davvero troppe. Io in un giorno ne ho contate 40, è vero di magnitudo basso, sì, 0,9, 1,2, però è pur vero che uno dice ma perché deve tremare? E intanto nessuno dà una spiegazione, qualcuno mi ha detto tanto quando sentono il botto, come qualcuno ha commentato, allora capiscono, quindi in effetti non si sa perché a Perugia proprio ci sta questa cosa di questo tremore. Ciao, grazie, ciao, buongiorno, buona domenica a tutti ragazzi. Oggi mi raccomando non vi scassate a tavolo, tenete fermo Francesco e Alessandro, se no questi qua si mangiano tutto. Non sono ancora in linea, però dopo sicuramente sentiranno il video. Francesco non so se sta in giro. Ciao Cinzia, buongiorno. Quindi diciamo che oggi qua la domenica a sud è sacra più o meno, quindi già le nostre mamme hanno incominciato a fare il ragù da ieri sera, quindi già mia mamma immagino che da ieri sera sta facendo il ragù, il famoso ragù diciamo napoletano, parmigiano di melanzane, perché diciamo qua a sud è d'obbligo quasi, non dico che è obbligatorio ma è così. Ma quello è il problema, che fa ancora caldo, quindi diciamo che uno si mantiene ancora su per giù, però qua quando fa freddo in effetti nel periodo invernale è proprio un chiodo fisso, la domenica ragù, parmigiano di melanzane, carne con pomodoro, eh, poi giustamente per chiudere il tappo sopra un bel dolce tipo bambà napoletano oppure tutti quei babà con tutti i gusti, pistacchio, mandorla, quindi diciamo che qua ci sta una bella pasticceria che si chiama appunto la bella
bella Napoli, quindi fanno solo babà. Lo so, sì, mia mamma pensa da ieri sera che sta davanti, è proprio una tradizione oramai qua a sud. Guarda, io ho notato, io sono stato a nord tanti anni, io ho notato che ci sta la differenza nord e sud, è inutile dirlo, perché è così. Quelli del nord la domenica vanno a mangiare fuori, perché giustamente dopo una settimana di lavoro tutti e due dicono io ho lavorato una settimana, tu pure la stessa cosa, non mi va di cucinare e quindi si va fuori. Questo è quello che viene fatto a nord, l'ho notato a Torino e a Milano perlomeno dove sono stato io. Invece qua no ragazzi, qua la domenica è santa. Qua la domenica non è che perché si deve mangiare ragazzi, no no, qua c'è mascassa, è diverso. Cioè noi usiamo proprio perché a noi ci piace mangiare, quindi noi non è perché stiamo, perché dobbiamo sopravvivere oppure dobbiamo vivere, no, perché noi ci dobbiamo scassare, nel vero senso della parola, per noi è d'obbligo. La domenica è sacra, anche se lo è anche gli altri giorni, non è che gli altri giorni siamo diversi poi. Però la domenica è quella là dove ti hai scassato proprio che dopo le 2 e mezza, 3 devi andare in coma, più o meno ti va a fare 2 o 3 ore di sonno. Che poi ti svegli la sera e dici no, no, ho fatto un aggiornamento di tutti i terremoti, diciamo, a livello mondiale di ieri, diciamo, della giornata di ieri e uno di stamattina, quindi ho fatto tipo come un aggiornamento globale, diciamo così. E poi giustamente adesso stiamo parlando. Due ragazzi sono stati arrestati, due youtubers. In effetti ho letto un articolo in inglese che due youtubers sono stati arrestati, diciamo dall'Area 51, perché si sono introdotti con droni e quindi hanno sequestrato tutto i ragazzi e li hanno arrestati. Quindi adesso hanno fatto una cauzione, mi pare, di $500 e poi comunque dovranno andare a fare una causa. Sì, è così, eh. Quindi in effetti queste due persone sono andate lì a riprendere che cosa ci stava nell'area 51, però purtroppo non sono riusciti ad entrare più di 2 chilometri, che già li avevano arrestati e portati già in tribunale, in effetti. Mi pare che sono stati rilasciati su una cauzione di $500 ciascuno, però poi dovranno andare, tutta la roba è stata confiscata e poi dovranno andare a fare la causa comunque, quindi stanno a piede libero come si fa negli Stati Uniti e loro purtroppo hanno detto che volevano vedere che ci stava lì, quindi in effetti si sapeva che lì è così ragazzi, lì non si può entrare, se no non sarebbe Area 51. Quindi vi ripetevo ragazzi, oggi la differenza tra il nord e il sud è che noi non è che a voi non piace mangiare, cioè a quelli del nord, anche a voi piace mangiare, però noi proprio lo facciamo tipo come sport proprio, sport professionista, quindi noi la domenica ci dobbiamo rompere, non esiste. Se vedete sabato sera qua ai supermercati vi mettete le mani nei capelli. Cioè qua ci sta il centro commerciale che vedi la gente che escono con i carrelli giganti, ma che cosa se domandate a qualcuno? No, no, per domani. Sì, sì, ma poi alla fine sono andati due a finale. Avevano fatto questo piano, grazie, però a finale non sono andati chissà quanti, sono andati due a finale. Diciamo che l'evento è stato annullato, anche perché giustamente l'area 51 aveva avvisato che avrebbero arrestato a tutti chiunque sarebbe entrato, diciamo, nei confini che non sono possibili accedervi. Quindi si sapeva che lì non ti faranno mai entrare, puoi andare pure 1 milione di persone che lì faranno arrivare l'esercito statunitense davvero, quindi è inutile cercare di vedere cosa ci sta là dentro. Anche perché parliamoci chiaro ragazzi, qualcosa ci deve stare lì, se no perché sarebbe così vietato? Buongiorno Federica.
quindi alla fine qualche cosa di grosso ci sta là dentro, quindi non potranno mai permettere di entrare. Ultimamente ho fatto un video dove un ricercatore aveva fatto delle prove, in effetti più avvicinandosi diciamo, all'area 51 il tempo rallentava, cioè lui aveva un misuratore che calcolava diciamo, il correre del tempo, lo scorrere. In effetti più si avvicina all'area 51 più si rallenta il tempo, come quando ti avvicini tipo ipoteticamente a un buco nero, tu più ti avvicini a un buco nero più il tempo rallenta. Quindi diciamo che un buco nero in effetti ci sta un orizzonte degli eventi che è un orizzonte ipotetico, quindi diciamo che se uno potrebbe stare davanti a questo orizzonte il tempo si ferma, quindi sulla Terra passerebbero migliaia di anni mentre lì passeresti 10 minuti. Questa è la famosa relatività di Einstein, quindi più stai vicino a una densità, cioè un corpo come un buco nero che in effetti è il collasso diciamo di milioni di soli messi insieme che formano questa densità, quindi la stella collassa su se stesso e fa il buco nero. Il buco nero neanche la luce riesce a fuggire, pensate un poco. No, allora io avevo visto una macchia, diciamo, lampeggiante rossa che non era un aereo perché io a occhio nudo non lo vedevo. Invece con l'ingrandimento io vedevo questa tipo camminatura di questa pallina rossa che andava avanti. Io poi devo cercare di fare nel video quello lì che ho fatto, di fare un cerchio per vedere, per farvi vedere dove stava. Quindi mi devo mettere con pazienza e cerchiare quella parte dove io vedo quella lì, perché non l'ho vista solo io, l'hanno vista anche gli altri ragazzi, quindi diciamo che non ci ho fatto caso solo io, perché anche gli altri mi dicevano mentre stavo in live di vederla, quindi in effetti avevo visto quella stella luminosa, pianeta, non lo so che cos'era, poi sotto è incominciato a camminare qualche cosa di strano, quindi diciamo devo fare tipo un rotondino per vedere dove va, mi devo mettere con pazienza e fare tipo un segno per far vedere dove sta quella, diciamo, quella cosa strana, io la chiamo così perché non so neanche che cos'è, quindi no, ma non è un fatto di essere mio, può essere pure che guardando non ci ha fatto caso, quello è. Vabbè ragazzi, vi auguro buona domenica a tutti e ci sentiamo dopo, mi faccio un bel caffè, ripartiamo subito. E buona domenica a tutti ragazzi, mi raccomando non vi scassate, oggi ancora fa caldo comunque, quindi è inutile che qua a sud non ne vuole sapere proprio di scendere un po' di temperatura. Se così fa domani me ne vado. Sì, vedi, anche Grazia me lo dice in effetti. In effetti era una luce pulsante quella che stava ieri, che come hai visto tu, Grazia camminava comunque, non stava ferma, quindi poi a un certo punto non l'ho potuta più riprendere perché stavo dalla finestra di casa, quindi è andata via in effetti, quindi l'ho vista per un po', poi purtroppo non sono potuto più andare di là perché aveva già passato, diciamo, il mio orizzonte. Sì, è quello dico io, è un puntino rosso che lampeggiava, però un aereo non era perché di solito l'aereo si vede da qui, a occhio nudo non era un aereo, era un tipo come una stella che pulsava rosso, quindi io ho pensato fa che quell'asteroide che sta passando, che deve passare, perché ricordatevi che il 14 di settembre doveva passare quel famoso asteroide. Qualcuno mi scrisse, Giuseppe, ma ti sembra asteroide o UFO? No, quello in effetti uno doveva passare il 9 e un altro il 14 e poi ieri, a grande sorpresa, la NASA ha messo altri due asteroidi che passeranno, è passato uno ieri e uno nella giornata di oggi, solo che
sarà giorno e quindi forse non si vedrà. Se stasera passerà stasera, può darsi che riusciamo a vederlo, non lo so. Quindi diciamo che dal 9 al 15 di oggi, allora sta quello del 9, quello del 14 e al 13, quindi sono 4 asteroidi in effetti che sono proprio confermati. Sì, sì, ma io ultimamente su 2 giorni ho detto ma che vedo solo cose strane io. Ho fatto pure delle foto a una cosa strana, tipo come, non un sigaro, una cosa schiacciata, tipo come un UFO. Però non so dirvi ragazzi che cos'era. Vi direi una bugia, quindi ho fatto le foto, le ho messe sul video, però se vi devo dire che cos'è, non lo so, boh. Vabbè ragazzi, vi auguro buona domenica, mi faccio un caffettino, ci sentiamo dopo qualche altra notizia perché la giornata è appena incominciata, quindi stiamo all'inizio. Buona domenica a tutti ragazzi.